Amici di fan, appassionati di calcio 5 giovanile, benvenuti alla Stella Azzurra, 20ª giornata del campionato Allieni League. Si affrontano la Capitolina Marconi e la Lazio. Pioggia molto intensa qui alla Stella Azzurra, calcio di punizione, sono due uomini in aria, la battuta sulla quale Minelli non riesce a trovare deviazione decisiva. Cerca di uscire sulla pressione del Lazio De Camillis, il pallone, la porta col sinistro, mette in mezzo ancora per Minelli. Scognamillo. Dentro Leandri. Si ferma Leandri. Poi inventa un pallone interessante per Scognamillo, due volte Scognamillo. Fa girare il pallone, il tentativo di ripartenza, intercetta nuovamente la Lazio con Di Gregorio che punta l'avversario che concede l'esterno, ma con la punta sul secondo palo, non c'è nessuno. Ora sono 3 contro 1, occhio alla Capitolina che va in ripartenza, la puntata, l'errore madornale del portiere, il vantaggio della Capitolina Marconi. Lazio che soffre la pressione, gli avversari che intercettano il pallone all'altezza di metà campo, possono andare 3 contro 1, il pallone dentro, sul secondo palo, Luca fa 2-0 per la Capitolina. Ottaviani, accelerato, la perde, Martina che cerca di andare in ripartenza, potrebbe servire Soldano, Martina che si ferma, salta l'avversario e con destro di certezza, fa 3-0 Capitolina Marconi. Palla della Lazio, perde un altro brutto pallone con Orru, Nioi si riscatta. Un movimento al centro da parte di De Camillis che viene servito, non irresistibile il suo tiro che fa comunque 3-1. Fischiacelo però! Si ferma, Lazio in 2 contro 1, Capitolina ferma, sul secondo palo arriva Filani, 3-2, la Lazio è l'aria aperta, protesta inutile della Capitolina. Cerca il lancio lungo per Ottaviani, gran controllo di petto di Ottaviani che punta la difesa avversaria, si accentra Ottaviani, può andare col destro, lo fa, il tocco in angolo. Dall'angolo va col sinistro, all'indietro, controllo di suola, destro, perfetto! 3-3 Lazio, ha segnato Di Gregorio, tutto da rifare per la Capitolina. Lazio che ha preso molto più coraggio. Dopo il gol del 3-3, perso l'altro pallone nell'inizio della partita, tentativo di destro deviato in angolo. Da battere la rimessa in zona offensiva, fronte sinistro d'attacco della Lazio che si trova il pallone tra i piedi, la battuta, la direzione clamorosa, ha toccato la traversa interna il pallone, 4-3 Lazio, solo davanti a tutti, si può utilizzare la Lazio, può ripartire, Capitolina un po' schiacciata, prova ad affondare con Ottaviani col destro, 2 volte penultimo. Subisce il cartellino giallo, attenzione, reagisce il direttore di gara, il Ventola il secondo, Lazio con l'uomo in meno, cartellino rosso. Cerca il lancio lungo, grande azione sulla sinistra, il tiro di destro, il palo interno. Prova a superare l'avversario, la passa all'indietro, Martina che in pressione, Martina ci crede, un rimpallo, quello che doveva essere un contrasto è diventato un tiro, 4-4. Chiede 1-2, prova a posizionarsi in posizione di pivot ma perde maldestramente il pallone, la Lazio che può andare, destro, parata, cerca il controllo, Leandri, se ne va con forza, Leandri, il colosso Leandri, ha subito anche la carica, è riuscito a fare comunque il gol del 5-4. Lancia lungo il pallone a cercare i riferimenti davanti, a cercare di far scadere i secondi che scadono in questo momento. La Capitolina Marconi vince 5-4, una partita fenomenale contro la Lazio.